favole, sospirò la nonna. Non vi rattristate, signora, esclamò un gufo, affacciandosi al balconcino che si apriva sul tronco di un pino. Favole vecchie muoiono, favole nuove nascono. C'è sempre la contropartita. Dove siamo, signor gufo? Domandò Albertino. E il gufo inforcò gli occhiali e spiegò. Esistono sulla terra il paese della pace e il paese della guerra. Il paese della pace è tutto sole e azzurro, e i campi sono pieni di bionde messi, e fiori sbocciano dovunque, in riva ai fiumi e nei boschi, e perfino sulle nevose cime delle montagne. E i suoi abitanti lavorano la terra, e tutti dietro la casetta hanno un orticello, nel quale coltivano amorosamente i grossi cavoli, sotto i quali, in tutte le stagioni, nascono bambini bellissimi. Il paese della guerra è tutto il contrario, perché non c'è mai il sole e il cielo è color del catrame, e nei campi non fiori o messi spuntano, ma baionette, e sugli alberi maturano bombe. E gli uomini si vestono di ferro, e i bambini non nascono sotto i cavoli, ma li fabbricano a macchina, e perciò hanno tutti il cuore di ferro e la testa di ghisa. E proprio sul confine tra il paese della pace e quello della guerra si incrociano la strada che va dai paesi del sole ai paesi senza sole, e la strada che va dalle terre dove nasce la luce alle terre dove la luce diventa ombra. Signor gufo, disse Flick, perdona me, povero cane di campagna, ma mi sembri piuttosto ermetico. È semplice, rispose il gufo. Qui si incrociano la strada che da sud va al nord e la strada che dall'est va all'ovest, e in questo bosco si incontrano perciò creature dell'un paese e dell'altro. Si incontrano gli abitanti del mondo della pace e del mondo della guerra. Quindi non vi stupite. Buonanotte. Signor gufo, ancora una parola, vi prego. Ma il gufo era sparito dentro la sua casetta, e Albertino e la nonna e Flick e la lucciola si trovarono ancora soli nel bosco. Presero a camminare tra i cespugli e, cammina, si imbatterono in 3 funghi buoni, rannicchiati ai piedi di una ceppaia. Erano 3 buoni funghi, tanto buoni che erano perfino mangerecci, ma non sapevano niente di niente, spiacentissimi, ma essi facevano una vita così ritirata e si occupavano tanto poco di politica. Più avanti si imbatterono in 3 rossi funghi velenosi, con le teste aguzze come capocchie di chiodi, e domandarono anche a loro. Ma quelli scrollarono sgarbatamente il gambo borbottando: Weg, via, via! E via. Finalmente si trovarono davanti a una piccola radura, in mezzo alla quale 2 sentieri si intersecavano. Che sia il crocicchio famoso? Disse la nonnina. Fermiamoci qui, qualcuno dovrà pure passare. E difatti, poco dopo apparvero zampettando sul sentiero che veniva da sud 3 passerotti, ognuno dei quali portava sulla spalla un fagottello legato in cima a un bastone, e cantavano allegramente. Ecco arrivare dalla parte opposta 3 cornacchie col chepì e il cinturone con la daga, che camminavano impettite come baccalà. 3 cornacchie nere, con una lampadina appesa sul petto. 3 cornacchie di ronda, le quali borbottavano.
ordinarono con mal garbo le 3 cornacchie ai passerotti e vollero sapere dove andassero e cosa facessero. E i 3 passerotti spiegarono che andarono all'avventura e vivevano alla giornata nell'attesa che tornasse il bel tempo. Pessima vita, borbottarono le cornacchie. Perché non venite con noi invece? Vi daremo prima di tutto miglio e orzo a volontà per rimettervi in carne. E poi, chiesero i passerotti, e poi vi infilzeremo in uno spiedo nuovissimo, sterilizzato, d'acciaio inossidabile e vi cuoceremo con fuoco di legna di primissima scelta. Sentirete che bel calduccio. Preferiamo rimanere al freddo, risposero i 3 passerotti. Allora le cornacchie se ne andarono indignate e borbottando con disprezzo, fannulloni. E quando si furono allontanate, Albertino domandò ai passerotti se conoscevano la strada per andare dal babbo. È una di queste 4, risposero i passerotti. Ma chi lo sa qual è? Noi siamo poveri passerotti di paese e non sappiamo niente di punti cardinali. Ci regoliamo col sole, ma adesso il sole non c'è. Però se aspettate passerà certo qualcuno. Buonanotte. E rieccoli soli. E la notte era buia e fredda e il bosco pieno di mistero. Si sedettero sulla neve ai piedi d'un grosso tronco, stretti l'uno all'altro per stare più caldi. E il tempo passava e nessuno appariva sul sentiero. E si udiva soltanto la gelida voce del bosco. Ma improvvisamente Flick si levò d'un balzo drizzando le orecchie. Cosa c'è, Flick? Cosa c'è? Apparve un uomo che camminava curvo con una sacca sulle spalle e quando fu vicino la lucciola gli illuminò il viso. Flick non aveva sbagliato. Era lui, era il babbo. Era il babbo che nella notte di Natale era fuggito dal suo triste recinto e ora camminava in fretta verso la sua casa. Voleva ritornare almeno quella notte e girare tutte le stanze e affacciarsi ai sogni di tutti i dormienti. E il bambino e la nonna e il papà si incontravano a metà strada nel bosco, dove la notte di Natale si incontrano creature e i sogni di 2 mondi nemici. Tu qui, chiese la nonnina con apprensione, cosa ti succederà? Lo sai, adesso la fuga dalla prigionia non è più uno sport. Ma la fuga in sogno è sempre uno sport, mamma. È l'unico sport che ci rimane.